che buio! Dove siamo? Sembra un'antica locanda. Il mio vestito è marrone. Siamo proprio fuori moda. Sembriamo 2 sacchi di patate. Che invitanti pietanze! Sono affamato, ci sarà della pasta au ragù? Non so, quel signore sembra mangiare una zuppa. Sono fagioli. Chi è quel tizio? Siamo capitati nel quadro Il mangiatore di fagioli. Fagioli? Ah! Viva, devi assaggiare i legumi. Ma sono buoni? Certo, sono squisiti. Chiediamolo a lui. Abbiamo capito che i fagioli sono buoni, soprattutto, come vediamo, se mangiati assieme a una focaccia e con le verdure. I legumi andrebbero mangiati più volte la settimana. Li vogliamo assaggiare? Dove crescono? Sugli alberi? Dentro i fiori? No, i legumi si piantano, sono semi antichi. Anche gli egizi li coltivavano. Si coltivano ovunque, ci sono i fagioli messicani di Lima, i bianchi di Spagna, gli azuchi giapponesi. Lo sapete che contengono molte proteine come la carne? I legumi sono una grande risorsa per adeguare le colture ai cambiamenti climatici. Io non ho capito niente. So solo che i legumi sono più buoni da mangiare che da studiare. Cilindro ha ragione. Ho fame. È da questa mattina che non mangio. Andiamo a cucinare una profumata pasta e fagioli. Torniamo nel nostro tempo. Ottima questa pasta e fagioli! Da questa avventura abbiamo imparato a mangiare in modo sano, valido ed equilibrato. Arrivederci! Alla prossima avventura!